La seconda sezione della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, presidente estensore Giovanni Larda, ha commissariato il comune di Favara, dichiarandolo inadempiente rispetto all'esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme in denaro in favore di un contribuente. Il commissariamento fa seguito all'accoglimento del ricorso per ottemperanza di una cittadina favarese assistita dall'avvocato Angelo Pietro Brucchieri, la quale aveva lamentato il mancato pagamento da parte del comune di alcune somme per spese giudiziali scaturiti dalla precedente sentenza del 25 marzo 2024. La Corte di giustizia tributaria ha accolto il ricorso e ha nominato un commissario ad acta, l'avvocato Teresa La Russa, attuale direttore generale dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento, con l'incarico di dare ottemperanza agli obblighi derivanti dalla citata sentenza. Con la sentenza di nomina sono stati attribuiti all'avvocato La Russa, quale commissario ad acta, anche poteri sostitutivi, potrà adottare provvedimenti di competenza dell'ente locale inadempiente al fine di dare esecuzione agli obblighi nascenti dalla sentenza non eseguita e potrà anche sostituirsi agli organi politici ed amministrativi del comune, con i poteri anche istruttori degli organi di indirizzo politico e amministrativi, monocratici o collegiali dell'ente locale, nel rispetto ai fini dell'impegno di spesa, della liquidazione e dell'ordinazione dei pagamenti. Si legge nella sentenza di nomina del commissario ad acta delle norme che disciplinano il procedimento contabile di gestione della spesa dei comuni nella regione siciliana.